A Marostica, scongiurato allarme maltempo, il sindaco Mozzo decide di tenere aperte le scuole. Dopo le oltre 300 firme e gli appelli a Rete Veneta, l'Ecopiazzola potrebbe finire all'ex Fincato. Campagna elettorale rovente, tema caldo, la sanità. Assalto armato in banca a Roano, i carabinieri arrestano 3 dei 4 autori. Consegnata alla quinta elementare di Cismon una copia della Costituzione italiana. Personale OS in presidio all'ospedale di Cittadella per chiedere lo sblocco delle assunzioni. Emergenza maltempo nell'Alta Padovana, chiuse 3 ciclabili presenti in provincia. Un cordiale buonasera a tutti voi, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione di Bassano e dintorni. In apertura una notizia arrivata proprio pochi secondi fa in redazione. A Marostica il sindaco Matteo Mozzo ha deciso di tenere aperte le scuole per la giornata di domani, ma resta monitorata la situazione legata al maltempo. Si avvisano i cittadini che dopo l'uscita del CFP regionale, quindi il bollettino meteo, per la giornata di domani si avrà un lieve miglioramento di quelle che erano le condizioni di criticità preannunciate nel bollettino di ieri, per cui abbiamo deciso che nella giornata di giovedì 30 le scuole rimarranno aperte, quindi giovedì 30 tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio marosticense rimarranno aperte. A Marostica scongiurato l'allarme maltempo dei giorni scorsi, per cui il sindaco Mozzo, in continuo aggiornamento al centro operativo comunale aperto H24, ha deciso di non chiudere i plessi scolastici alla luce delle ultime previsioni che vedono un miglioramento nella giornata di giovedì, ma è una decisione che potrebbe variare di giorno in giorno. Per la chiusura invece rimane sempre possibile la giornata di venerdì 31, ma lo valuteremo nel bollettino di domani alle ore 14. A oggi sono 44 le frane riscontrate da inizio emergenza, 6 le vie chiuse, oltre ad altre 2 aperte con impianto semaforico a flusso alternato. Tra i punti neri anche il torrente Longhella, osservato dal comune e dal consorzio di bonifica. Le fondamenta sono state scoperte per la profondità di quasi 1,50 m, 2 metri e una profondità all'interno dell'argine di quasi 2 metri, mettendo in difficoltà statica gli argini stessi. Le macchine operatrici stanno spostando il materiale di deposito all'interno dell'alveo contro le pareti che sono state lesionate nella parte sotto, quindi non a vista, con tutto il materiale che riusciamo a recuperare all'interno dell'alveo, ed è in programma appunto il deposito anche di materiale pesante per andare a rinforzare quello che è l'argine. Dunque un monitoraggio costante a Marostica. Noi seguiremo domani l'evolversi della situazione legata proprio all'arrivo del maltempo, della nuova perturbazione. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Bassano, continuiamo a parlare di quello che è diventato ormai il caso dell'area ecologica di San Vito. Dopo la raccolta firme e gli appelli a Rete Veneta, qualcosa forse sta cambiando. Io non voglio parole, io voglio che venga per iscritto, e questo lo chiedo io e lo chiedono anche i cittadini, perché non mi fido più delle promesse preelettorali. Una presa di responsabilità da parte dell'amministrazione comunale che metta per iscritto che l'isola ecologica non si farà, o perlomeno non nell'unica area verde del quartiere San Vito. È questo che chiedono i cittadini residenti dopo che una delibera comunale ha dato il via libera alla realizzazione di un'ecopiazzola nel cuore del centro abitato, un'area frequentata ogni giorno da 6.000 cittadini della zona, tra cui famiglie, anziani, bambini e amici a quattro zampe. A rischio infatti anche il campo sgambamento, arrivato anni fa dopo le tantissime firme raccolte dai residenti. Oggi è a rischio per la seconda volta, perché già una prima volta avevano tentato di insediare questi press container e tuttora riprovano. Probabilmente il presidente di quartiere si è dimenticato che i cittadini non lo vogliono, i press container nel campo sgambamento. E
probabilmente anche l'attuale amministrazione si è dimenticata di dare ascolto ai cittadini prima di ritentare un'altra volta. Cittadini preoccupati anche per la possibile sospensione della raccolta rifiuti porta a porta, fondamentale per le tante persone anziane residenti nel quartiere. Devi prendere la tua benzina, andare, scaricare, trovi, riporti indietro. Allora io volevo la sicurezza che, ma per iscritto però, che il sindaco ci metta per iscritto che il porta a porta continuerà. Ma dopo le oltre 300 firme raccolte da residenti e i diversi appelli fatti a Rete Veneta, la situazione potrebbe smuoversi. Secondo alcune indiscrezioni, se venisse spostata all'area con variante urbanistica entro fine luglio, infatti, ETRA, su proposta dell'amministrazione comunale, sarebbe disposta a trasferire il progetto all'ex caserma Fincato, proprio il punto della città individuato dai residenti e ai nostri microfoni. Sto parlando della ex caserma Fincato. Lì c'è una ecopiazzola, potrebbero approfittare anche per pulire un po' quell'area là della caserma Fincato, perché è un degrado. E se queste indiscrezioni fossero confermate, c'è da porsi una domanda. Questo presunto cambio di direzione dell'amministrazione comunale arriva perché siamo in piena campagna elettorale? Ma soprattutto ora cosa intende davvero fare? E a proposito di campagna elettorale, la sanità è al centro del dibattito pubblico. Ecco la soluzione proposta da Fratelli d'Italia. La campagna elettorale 2024 a Bassano fa rima con sanità. Rime stonate se si parla dei tanti problemi della sanità locale. Rime incrociate se si parla della volontà palesata prima dai cittadini e adesso dalla politica di unire la voce della gente all'impegno per una sanità migliore. La proposta di Fratelli d'Italia è questa. Noi riteniamo che la responsabilità se la debba prendere la politica. Abbiamo l'idea di delegare l'assessore al sociale anche alla sanità, quindi sarà un assessore al sociale e alla sanità. Sarà punto di riferimento per i cittadini, sarà punto di riferimento per la conferenza dei sindaci. Tuttavia, spulciando le proposte della coalizione a sostegno di Elena Pavan, emerge un dato: la mancanza proprio del tema sanità all'interno del loro programma. Ma allora, se la volontà c'è, perché non è stata messa nero su bianco nell'impegno verso la cittadinanza? Perché è un argomento su cui chiaramente noi abbiamo massima attenzione, e siccome il programma è sempre un riassunto e sono delle pillole che noi mandiamo all'elettore, è chiaro che questo aveva bisogno di una spiegazione diversa da quello che potrebbe essere il solito slogan che oggi noi sentiamo. E sul perché in questi 5 anni la politica cittadina non avrebbe avuto il peso che poteva esercitare, Giangregorio precisa. Devo far presente che la conferenza dei sindaci è formata da tutti i sindaci del territorio. Non può essere solamente Bassano che interviene o può muovere o spostare le lancette dell'orologio. Noi abbiamo messo in evidenza, abbiamo fatto delle interrogazioni, anche i nostri consiglieri hanno fatto delle interrogazioni per appunto chiedere e informarsi su quelle che erano le limitazioni, le criticità della sanità qui a Bassano. Però deve essere un lavoro di concerto, deve essere un lavoro fatto da tutti quanti i sindaci. E di sanità, ma non solo, ha parlato oggi in conferenza anche la Democrazia Cristiana. Il tema del sociale è stato fin da subito centrale nei programmi dei vari candidati. La lista della Democrazia Cristiana entra dentro alle necessità del tessuto bassanese, dove statisticamente ci sono 200 anziani per 100 giovani. Prioritario dunque cambiare in breve tempo le prospettive e le politiche del welfare cittadino. Urgente lo sviluppo di soluzioni per quanto riguarda, ad esempio, il problema delle case in città. I giovani dal loro canto invece hanno il problema dell'accesso alla casa, quindi progettiamo come lista quello che è un progetto di co-housing. Sul mondo del volontariato, dobbiamo veramente metterci a tavolino e sentire veramente quali sono le esigenze e quali sono le possibilità. Parlare di sociale significa anche parlare di case di riposo, un altro tema molto sentito in città, ma al tempo stesso su cui incalza Luigi D'Agro, l'azione politica di Elena Pavan in questi anni non è stata incisiva. Noi non possiamo permetterci che la evoluzione in questo campo propugnata dal pubblico possa diventare una soluzione privata.
E dalle case di riposo si sconfina alla sanità, altro argomento critico con il dibattito divampato in questa campagna elettorale che cerca di individuare competenze e stabilire la reale portata del potere politico del sindaco di Bassano. Ognuno a casa propria ha competenza in ogni campo. In una città c'è il governare processi complessivi dei cittadini. E tanto per intendersi, Bassano, capo comprensorio, probabilmente anche capo o mezzo capo dell'ASD, ha una potenza di fuoco notevole attraverso la conferenza dei sindaci. E Dio mio, le liste d'attesa che ci sono a Bassano, nonostante tutto quello che si dica, sono drammatiche. In sostanza, queste cose qui, questa amministrazione, dico con grande franchezza, senza entrare dentro nell'essere antagonista per principio, questa amministrazione su questo campo non si è mossa mai, ha sorvolato, è stata piacciona. In altri termini, non ha fatto sentire la voce della gente. E Roberto Marin, a chiusura della pagina politica, oggi si è soffermato sul patrimonio pubblico, sottolineando quello che non è stato fatto in questi 5 anni. Spazi negati, spazi inutilizzati, occasioni mancate. In questi 5 anni, secondo Roberto Marin, l'amministrazione Pavan ha fatto troppo poco riguardo il patrimonio pubblico della città. I patrimoni incompiuti li definiscono Impegno per Bassano e Azione, quello storico, sociale, scolastico, dei servizi, del verde pubblico e il patrimonio umano. L'analisi del candidato sindaco parte dalla storia e dalla sua eredità, non valorizzata appieno in questi anni. Dal Palazzo Bonaguro alla Chiesetta delle Grazie a tanti altri spazi come il Polo Museale Santa Chiara, su cui abbiamo un progetto ben preciso. Ci sono tutta una serie di immobili da rigenerare. Sul sociale le idee sono definite. Riprendere in mano il programma di razionalizzazione e sistemazione delle case popolari, 286 case popolari di cui 110 sfitte da rigenerare, la casa di riposo di Villa Serena da rifare, sostanzialmente anche logisticamente da sistemare, magari con un'altra programmazione, ma dare una risposta rispetto a una casa di riposo pubblica che la città si merita. Abbiamo poi il patrimonio dei servizi, che è fatto naturalmente di tutta una serie di immobili su cui anche qui bisogna fare un programma a lungo termine. Penso a tutta la cittadella della giustizia, dal vecchio tribunale naturalmente al tribunale, e sapere finalmente avere una risposta certa rispetto al suo utilizzo. Poi il tema dell'implementazione dei parcheggi, con lo sviluppo di un'area camper al parcheggio Gerosa, per finire con la riqualificazione del verde pubblico, con la volontà di abbinare sicurezza e maggiore legame con il turismo, senza dimenticare le malghe e i boschi di Rubbio. Un focus anche sulle scuole e sulla rivalutazione del patrimonio umano di 300 dipendenti comunali. E insomma, un dibattito politico sempre caldo, rovente, che noi vi raccontiamo giorno dopo giorno e vi racconteremo fino appunto al giorno delle elezioni. Adesso cambiamo decisamente argomento. I carabinieri hanno arrestato 3 dei 4 autori dell'assalto in banca a Tresche-Conca avvenuto lo scorso novembre. Sono finiti in manette 3 dei 4 soggetti che lo scorso 2 novembre avevano fatto irruzione armati nella filiale della BUR, Banche Venete Riunite di Tresche-Conca di Roana, con i volti parzialmente travisati. Avevano rinchiusi i dipendenti in una stanza, immobilizzandoli con fascette da elettricista, per poi scappare con 40.000 euro di bottino a bordo di un'auto guidata da un quarto complice che faceva da palo. I carabinieri di Thiene, supportati nella fase esecutiva dai militari delle compagnie di Palermo e Torre del Greco in provincia di Napoli, hanno arrestato i 3 di 54, 46 e 39 anni, tutti originari della Sicilia, già noti alle forze dell'ordine. Per i primi 2 sono stati disposti domiciliari, il terzo è rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Gli inquirenti sono riusciti a risalire alla banda dopo un'analisi minuziosa delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dopo aver ascoltato i testimoni, riuscendo ad acquisire importanti elementi probatori degli autori materiali della rapina. Sono ancora in corso le indagini per rintracciare e arrestare anche il quarto uomo.
consegnata alla quinta elementare di Cismon una copia della Costituzione italiana. Nella Costituzione sono ben definiti i diritti e i doveri di ogni cittadino. Ciascuno di noi, fin da ora, nel rispetto degli altri, può e deve contribuire a rendere migliore il mondo in cui viviamo. La Costituzione italiana nelle mani di bambine e bambini di quinta elementare della scuola di Cismon del Grappa, in comune di Valbrenta, consegnata anche quest'anno dall'imprenditore valligiano Renato Campana. Un'opportunità di crescita per le donne e gli uomini di domani, un'opportunità per rendersi conto della profondità, della bellezza e della completezza della nostra Costituzione con i suoi 139 articoli. L'articolo che ti è piaciuto di più della Costituzione? Il primo. Ce lo vuoi recitare? Sì. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Perché ti ha colpito questo articolo? Perché secondo me è un po' il tutto della Costituzione. L'articolo che mi è piaciuto di più è l'articolo 11, che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa. E ce ne sarebbe tanto bisogno oggi, vero? Bisognerebbe che tutti i paesi ripudiassero la guerra. Sì, è vero, perché ci sono tante persone che stanno male per colpa della guerra. A me l'articolo che è piaciuto di più è l'articolo 3. Cosa dice? Che tutte le persone hanno gli stessi diritti e doveri e sono uguali alla legge. È una cosa che mi ha colpito molto della Costituzione, è stata che si può parlare e si può esprimere in ogni occasione. È un valore aggiunto perché i bambini sono il futuro innanzitutto e perché così comprendono il significato profondo del termine repubblica, cioè res publica, la cosa di tutti, in modo particolare in una scuola come questa. Pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Bravissimi! Personale OSS in presidio stamattina davanti all'ospedale di Cittadella per chiedere lo sblocco delle assunzioni. Noi siamo qui in presidio perché vogliamo chiedere alla Regione in primis di prorogare eventuale graduatoria che rischia che si chiuderà il 20 di luglio prossimo e che non vede ovviamente la chiamata di tutti i lavoratori che sono in questo momento in attesa di essere chiamati. È una graduatoria di 500 persone, ad oggi ne sono state chiamate 156, ne mancano 344. Presidio davanti all'ospedale di Cittadella per chiedere che la Regione, che la politica si attivino per risolvere la situazione drammatica delle assunzioni. Una richiesta che vale oggi per il personale OSS, ma vale in realtà per tutto il personale impegnato nelle nostre strutture sanitarie pubbliche. La situazione è abbastanza grave e preoccupante, nel senso che manca personale. Le assunzioni che sono state fatte dal 2018 a oggi, che sono pochissime, 290 assunzioni, che riguardano tutte le figure, non coprono nemmeno il turnover e quindi insomma trovarsi con questa graduatoria esaurita in piena estate sarebbe veramente per noi un dramma. Non mancano solo, come voi sapete, solo OSS, ma mancano infermieri, mancano medici, mancano educatori, mancano assistenti sociali. La situazione è un po' generale. Cosa siete pronti a fare? Noi siamo pronti a fare presidi e ritorneremo in Regione se sarà necessario, se non ci saranno delle risposte concrete. Sappiamo che il 23 maggio il CRITE ha dato le autorizzazioni, adesso dobbiamo essere conseguenziali, quindi se non arriveranno delle risposte noi ritorneremo in Regione Veneto e ritorneremo ogni mese a fare dei presidi fuori da ogni ospedale, da Schiavonia a Cittadella. E a proposito di salute e di sanità, anche l'Ordine degli Psicologi del Veneto lancia un appello. Non si possono lasciare scoperti i servizi essenziali per la cura mentale. L'appello dell'Ordine degli Psicologi del Veneto arriva in un momento di crescente richiesta di prevenzione e di cura nel campo della salute mentale e sollecita interventi per affrontare le criticità del servizio sanitario regionale sul versante psicologico. Numerosi psicologi assunti con una delibera regionale dell'agosto del 2022 infatti rischiano di non veder rinnovati i loro contratti a giugno del 2024. Chiediamo su questo alla Regione un impegno aggiuntivo nel
nel sostenere alla Regione e alle ASL e ai Dipartimenti di Salute Mentale di utilizzare tutti i fondi disponibili per permettere una loro proroga, così come di completare la chiamata degli psicologi già vincitori di concorsi graduatorie perché possano sostenere il lavoro dei loro colleghi e soprattutto, e questa è la partita strategica che ci giochiamo in contesto veneto, un supporto bipartisan alla proposta di legge sulla psicologia di base depositata pochi mesi fa in Regione rappresenterebbe una modalità per sostenere un accesso diretto, una filiera corta di accesso diretto a un servizio di supporto psicologico per tutti i cittadini e le cittadine del Veneto in maniera più diretta, più semplice e più rispondente alla crescita importante dei bisogni psicologici che stiamo registrando. Il bisogno di sostegno psicologico continua ad aumentare in Veneto, soprattutto tra i giovani e soprattutto nel post-Covid. Basti pensare che il bonus psicologo dello Stato in Italia ha ricevuto in pochi giorni circa 400.000 richieste, in gran parte di giovani, a fronte di risorse sufficienti a coprire solo 40.000 cittadini. E le liste d'attesa per prestazioni psicologiche nel servizio pubblico sono spesso molto lunghe. Riteniamo essenziale che in questo momento in ambito regionale, a livello delle ASL, si sviluppi un'iniziativa di forte e ampio respiro a tutela della presenza degli psicologi e delle psicologhe nel servizio sanitario regionale. Abbiamo bisogno di prenderci cura del benessere psicologico di 5 milioni di cittadini e cittadine del Veneto e abbiamo bisogno di farlo con risorse che nel pubblico in Italia tradizionalmente sono molto ridotte. Basti pensare che in Italia abbiamo una media di soli 5 psicologi assunti nei servizi di salute mentale ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media di 20 psicologi ogni 100.000 abitanti che c'è in Europa. Facciamo il punto sul maltempo anche per quello che riguarda l'area dell'Alta Padovana. Non è ancora finita l'emergenza maltempo. Nel punto più critico, a Campo San Piero, il ponte sul Muson dei Sassi lungo la provinciale che collega il centro alla frazione di Rustica è stato riaperto. Via Guizza è percorribile, anche se sull'argine crollato nella notte del 17 maggio. I lavori di consolidamento proseguiranno fino alla conclusione della posa delle parancole. Gli argini dei corsi d'acqua restano il tasto dolente delle piogge eccezionali di queste ultime settimane. Per questo, in via precauzionale, la provincia di Padova ha fatto scattare un'ordinanza di interruzione totale al transito lungo 3 ciclovie. Il percorso del Muson dei Sassi, 26 km di collegamento da Ponte Vigodarzere a Castelfranco Veneto, l'itinerario del Brenta nel tratto compreso tra Piazzola, Grantorto e Fontaniva e nella bassa padovana l'intero anello delle città murate, 70 km nel Montagnanese lungo il Frattagorzone e il Frassine. Le chiusure servono a permettere le operazioni di regimazione delle acque e ad agevolare la messa in sicurezza degli argini e dureranno fino al ritorno dei normali livelli dei corsi d'acqua. In prima serata, appuntamento con il Focus, gli ospiti questa sera saranno Marco Brigo, Mirko Casteller, Corrado Cortese, Alberto Ferri, Stefano Pelloni, Luigi Susin e Alberto Villanova. È davvero tutto per questa edizione, TG Bassano finisce qui, io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro buona serata su Rete Veneta.